benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. È cessato il fuoco tra Iran e Israele, l'annuncio di Trump nella notte, l'analisi dell'ambasciatore Scognamiglio. Catania, svolta nella vicenda della 18enne ferita ad un occhio nel quartiere Enesima. Il proiettile che l'ha colpita proveniva dall'arma del fidanzato minorenne con il quale conviveva in un appartamento occupato. Le mani della mafia anche sul settore ittico, sequestrata 50 milioni ad un imprenditore gelese considerato punto di riferimento del clan Rinzivillo. Il sit-in di protesta dei truffati Visodent a Catania che invocano lo stop dei finanziamenti accesi per cure dentali mai ricevuto o non completate. Mario Biondi incanta Agrigento davanti al Tempio della Concordia, celebrata la festa della musica e la capitale della cultura. Calciomercato, Audero, Elie e Palumbe, primi tre obiettivi del Palermo. La Ternana ha riscattato Cianci dal Catania che mercoledì presenterà il nuovo direttore generale Zarbano e il DS Pastore. Sancito nella notte il cessate il fuoco tra Iran e Israele. Trump annuncia dopo sarà la fine della guerra. L'attacco degli Stati Uniti all'Iran aveva fatto innalzare i livelli di allarme terrorismo in Italia e anche in Sicilia. Ieri avevamo intervistato l'ambasciatore Giuseppe Scognamiglio che non temeva, come poi si è verificato, un'escalation mondiale. Luca Ciliberti. L'attacco degli Stati Uniti all'Iran ha causato un effetto domino su scala mondiale, rendendo necessario un ulteriore innalzamento dei livelli d'allerta sulla sicurezza. Sono oltre 29.000 gli obiettivi sensibili sottoposti a vigilanza per possibili ripercussioni terroristiche. Sigonella, Niscemi per la presenza del MUOS, Augusta e Trapani tra questi. La Sicilia è il ponte dell'Europa nel Mediterraneo, quindi certamente è un punto strategico di grande attenzione. Mi pare davvero difficile che noi dobbiamo temere qualcosa se non di cellule così impazzite che possono girare per il mondo. L'attacco degli Stati Uniti, secondo l'ambasciatore, non è da considerarsi però un primo passo verso un conflitto mondiale. L'estensione del conflitto mi pare improbabile perché né la Russia né la Cina né altri player sembrano intenzionati a dare manforte all'Iran. L'Occidente però potrebbe pagare caro con la chiusura dello stretto di Hormuz, un crocevia per l'economia mondiale. Però, come dimostrano i fatti, la decisione già presa dal Parlamento iraniano non sta avendo un'efficacia immediata. Molti grandi mercantili, navi mercantili non stanno transitando per ragioni di cautela da quello stretto e quindi già qualche effetto negativo lo stiamo vedendo, però è molto difficile anche per l'Iran riuscire a chiudere quello stretto dal punto di vista dell'efficacia. Non sembra avere capacità militari e organizzative che consentano questo tipo di misure. E vedremo se a questo cessate il fuoco farà seguito una effettiva fine della guerra. Torniamo alla nostra cronaca. C'è una svolta nella vicenda della 18enne ferita ad un occhio a Catania. Il proiettile che l'ha colpita proveniva dall'arma del fidanzato minorenne. Orazio Longo. Cambia la ricostruzione della prima ora, non un proiettile vagante mentre era affacciata al balcone di casa, ma un colpo esploso dal fidanzato minorenne. Secondo lo stesso racconto dei due ragazzi, quindi a danneggiare il nervo dell'occhio sinistro della giovane di 18 anni ferita a Catania nel quartiere di Enesima è stato il convivente minorenne con una pistola giocattolo modificata. A renderlo noto è la procuratrice del Tribunale dei Minori Carla Santocono. I due, diversamente dalle versioni fornite nell'immediato, avrebbero confessato che il colpo sarebbe partito accidentalmente. L'abitazione in cui è avvenuto il fatto è occupata abusivamente. Dal proiettile estratto e dai sopralluoghi effettuati alla ricerca delle tracce di sangue, i carabinieri hanno potuto ricostruire i fatti mentre continuano a cercare l'arma. Il minorenne è noto alla procura perché proveniente da un contesto socio-familiare disagiato, già affidato al servizio sociale del comune per l'attuazione di un progetto educativo nell'ambito di un procedimento civile per la decadenza della responsabilità genitoriale. La 18enne, trasportata in ospedale, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le dichiarazioni dei due sono comunque al vaglio degli inquirenti.
È morta Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana di 24 anni, precipitata a Vienna dal terzo piano di un palazzo nella notte tra sabato e domenica. La ragazza, che era ricoverata in ospedale, è morta per le gravi ferite riportate nella caduta. La polizia austriaca, che sta indagando, sospetta che possa non essersi trattato di un incidente. La 24enne, da 3 anni residente nella capitale austriaca, si trovava in compagnia del fidanzato, un 27enne, anche lui palermitano, già ascoltato dagli investigatori. I genitori hanno subito raggiunto la figlia e sono stati ricevuti dall'ambasciata italiana. Maniscalco lavorava alla Lauda Air, il fidanzato invece è impiegato come assistente di volo in un'altra compagnia aerea. Sequestro da 50 milioni di euro ad un imprenditore gelese attivo nel settore della pesca e nella commercializzazione di prodotti ittici anche su scala internazionale. Desiree Ferlito. Imponevano le loro forniture di pesce monopolizzando di fatto il mercato con metodo di stampo mafioso. La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro di beni emesso dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti di Emanuele Catania, imprenditore gelese attivo nel settore della pesca e della commercializzazione di prodotti ittici, anche su scala internazionale. Un patrimonio del valore di circa 50 milioni di euro, con sedi e ramificazioni operative in Italia e Marocco. Emanuele Catania era già noto alle forze dell'ordine perché già condannato in via definitiva per associazione mafiosa. Le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia hanno descritto, sin dagli anni '80, rapporti fondati su reciproci obblighi e vantaggi illeciti tra Catania e il clan Rinzivillo di Gela. Per l'accusa l'imprenditore ha favorito l'infiltrazione della famiglia mafiosa nel tessuto economico legale di attività con le quali riciclare proventi illeciti. Dalle indagini sarebbe emerso che il settore ittico era gestito in massima parte solo da mafiosi. Il clan Rinzivilla avrebbe poi investito i proventi dell'attività illecita di traffico di stupefacenti nelle attività economiche dei fratelli Catania, che godevano di protezione grazie ai rapporti privilegiati e di natura economica legata al clan. Torniamo ad occuparci dello scandalo dei ritardi nei referti istologici. Tra i medici coinvolti nell'inchiesta non compare l'ex manager Ferdinando Croce, ma i medici di un intero reparto, a cominciare dall'ex primario. Laura Spanò. Per lo scandalo sui ritardi dei referti istologici all'ASP di Trapani, la procura di Trapani ha iscritto nel registro degli indagati i medici di un intero reparto, a cominciare dall'ex primario Domenico Messina, oggi in pensione, che per 23 anni ha diretto l'unità di anatomia patologica del presidio ospedaliero di Trapani, travolto dallo scandalo. Si tratta di un atto dovuto a garanzia degli stessi indagati. Nell'elenco però non compare l'ex manager dell'ASP Ferdinando Croce. La procura ha iscritto nel registro degli indagati, oltre a Messina, anche il dirigente facente funzione di primario Laura Miceli e i medici Giancarlo Pompei, Giovanni Spanò, Maria Paola Ternullo, Noemila Francesca, Luisa Arvigo e Roberto Davide. Alcuni lavorano nel reparto di anatomia patologica di Castelvetrano, accorpato con quello di Trapani. Si tratta degli stessi medici che da anni denunciavano le difficoltà del reparto ben prima del collasso rappresentato dagli oltre 3.000 esami non refertati, referti il cui esito i pazienti hanno atteso per mesi invano la diagnosi. Ciò avrebbe comportato l'avvio in ritardo delle cure contro il cancro e, nel peggiore dei casi, persino il decesso dei pazienti. Università di Catania, fumata nera per il rettorato. Nessuno tra i 4 sfidanti alla massima carica dell'Ateneo, Salvatore Baglio, Enrico Foti, Ida Nicote e Pierfrancesco Verù, è riuscito a raggiungere il quorum, ovvero il tetto degli 860 voti per l'elezione. I voti di studenti e docenti fanno ora ipotizzare una corsa a 2. A Catania sale la protesta dei truffati di Visodent per cure dentali mai ricevute e pagate in anticipo con i finanziamenti a causa della chiusura improvvisa dell'azienda. Davanti alla sede della finanziaria denunciano senza soldi e senza denti. Giussi Lazzara. Ho fatto vari interventi, l'ultimo intervento non è stato finito e devo pagare ancora 3 anni. Al 2023, che mi sono sempre sentita presa in giro. A Catania i truffati di Visodent si sono ritrovati davanti alla sede della finanziaria, alla quale devono le rate per le cure dentali mai ricevute e pagate in anticipo. Molti di noi sono anche senza denti o con cure a metà, per cui abbiamo bisogno dello stop immediato ai finanziamenti. Siamo sopra i 20.000 euro
Io chiedo solo di staccare i finanziamenti almeno qua per almeno completare i nostri lavori, perché siamo rimasti a metà proprio e senza soldi e senza denti. Chiedono di poter parlare con i responsabili, ma vengono dirottati a un ufficio stampa della sede centrale della finanziaria di Milano. Visodent prometteva cure dentali altamente professionali, ma ha chiuso all'improvviso, lasciando centinaia di persone a Catania, Trapani, Messina e Ragusa. Mia mamma ha speso appunto la bellezza di 5.200 euro e mia mamma non può mangiare, non può deglutire, ha problemi di digestione. Abbiamo fatto bonifici, abbiamo fatto il finanziamento e non per risparmiare, siamo andati da Visodent per risparmiare, ma poi all'improvviso puff, è scomparso. E quindi, siamo tutti nella stessa situazione. Tante le storie, ma un'unica determinazione a non fermarsi e andare avanti anche con azioni legali. Insolito furto alla motorizzazione civile, sottratti documenti con dati sensibili e migliaia di carte di circolazione in bianco. Tonino De Mano. Un ingente quantitativo di carte di circolazione in bianco, 80.000 circa, e di documenti con dati sensibili sono stati rubati negli uffici della motorizzazione civile in via Gabriele D'Annunzio a Santa Agata di Battiati. A denunciare l'accaduto è l'UGL Catania, che invoca un intervento da parte della regione siciliana, proprietaria dell'immobile preso in locazione. Il furto, probabilmente fatto su commissione, potrebbe avere ricadute potenziali sulla sicurezza stradale e sulla legalità. È preoccupante perché sono delle carte di circolazione in bianco, non capiamo quale sarà l'utilizzo di queste carte, se per la circolazione nel nostro paese o fuori dai nostri paesi. Tornando alle carte di circolazione, potrebbe essere un furto su commissione, e se chi l'ha fatto perché? Questo non lo sappiamo, ma credo proprio che sia un furto per commissione, perché la carta in sé non ha nessun valore se non per essere utilizzata per scopi illeciti. Sono stati anche rubati tanti documenti con dati sensibili. Più che non abbiamo ancora la contezza di tutto quello che è stato portato via, sicuro sono state portate via le carte di circolazione, ma all'interno dell'archivio c'erano anche documenti con dati sensibili, sicuramente sì. Carte che, ripeto, non sappiamo che utilizzo ne faranno, sicuramente un utilizzo illecito, più propenso forse verso l'estero che per l'Italia. L'organizzazione sindacale denuncia anche la posizione poco strategica della struttura rispetto al capoluogo ed una serie di problemi organizzativi come la mancanza di piani di sicurezza adeguati, barriere architettoniche che impediscono l'accesso ai cittadini con disabilità e l'inefficienza del sistema di climatizzazione con macchine vecchie e in molti casi non più funzionanti. Lite condominiale finita nel sangue a Carini. È successo il 4 novembre scorso. Quella sera un uomo di 23 anni durante una lite ha avuto la peggio. Prima è stato picchiato dal rivale, poi si è allontanato, è tornato con una pistola ed ha esploso alcuni colpi di pistola contro appunto l'altro vicino, ferendolo, ma mettendo anche a rischio l'incolumità degli altri condomini presenti in quel momento. Il giovane è stato arrestato. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. Dal 2 luglio potrebbe partire ufficialmente l'impianto di Gela, il primo dei 3 distallatori mobili previsti in Sicilia per affrontare la crisi idrica, ma il conto è già salato. Si parla di ben 24 milioni di euro in soli 2 anni. Gerry Italia. Countdown iniziato tra il 2 e il 3 luglio, salvo imprevisti, dovrebbe accendersi il primo dei 3 dissalatori mobili previsti in Sicilia per far fronte alla siccità. Il primo test sarà proprio a Gela, dove l'impianto è già pronto, ma mentre si lavora agli ultimi collegamenti una certezza c'è già. Il costo economico per le casse pubbliche sarà altissimo. 3 impianti, Gela, Porto Empedocle e Trapani, realizzati in soli 120 giorni con tecnologia di ultima generazione, producono fino a 96 litri di acqua potabile al secondo grazie al sistema di osmosi inversa e filtri avanzati. Ma l'acqua dissalata, si sa, non è a buon mercato, tra 1,50 euro e 1,70 euro al metro cubo, tradotto 1 milione di euro al mese, 24 milioni nel prossimo biennio. E questa è la strategia messa a punto dalla task force regionale contro la siccità guidata da Salvo Cocina. 2 anni di utilizzo continuativo per dare tempo ai bacini naturali, soprattutto nel versante occidentale dell'isola, di ricostituire le proprie riserve. Nel frattempo a sostenere i costi sarà interamente la regione. Dopo il biennio le spese verranno in parte scaricate sui gestori idrici, con una quota destinata inevitabilmente a ricadere
ricadere sulle bollette dei cittadini. Il prezzo non potrà superare i 70 centesimi a metro cubo per i gestori, ma il resto dovrà comunque essere coperto da risorse pubbliche. Dietro al progetto un investimento da 100 milioni di euro, impianti, infrastrutture, tubazioni in mare e a terra. A gestire tutto è Siciliacque, società partecipata da Italgas Regione Siciliana, che sta completando l'integrazione dei dissalatori nella rete regionale. Una risposta d'urgenza che non basta a risolvere il problema alla radice, ma che secondo le istituzioni rappresenta un primo passo verso una maggiore resilienza idrica per l'isola. Acqua dissalata a prezzi salati, in attesa che la pioggia e la programmazione strutturale facciano il loro corso. Siamo agli spettacoli. Mario Biondi è incantato a Agrigento davanti al Tempio della Concordia, musica e bellezza per celebrare la festa della musica e la capitale della cultura. Davide Sardo. Quando la musica incontra la bellezza eterna, nasce qualcosa che va oltre lo spettacolo, nasce emozione pura. Nel cuore della Valle dei Templi, davanti al maestoso Tempio della Concordia, la voce calda e inconfondibile di Mario Biondi ha acceso l'anima della festa della musica. What's it all about? How is it just for the moment we're Un concerto intenso, elegante, impreziosito dall'Orchestra Sinfonica Jazz e Pop del Conservatorio Toscani di Ribera. La musica ha celebrato la vita, la cultura e il futuro. Un evento simbolo della festa della musica e del percorso di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo per parlare di calciomercato. Parliamo appunto di calciomercato che entra nel vivo soprattutto per il Palermo. Marco Gullà. Evidentemente c'è un problema con l'audio, andiamo a vedere invece i giorni di fermento per le siciliane di Serie C. Il Catania attende la conferenza stampa di mercoledì per conoscere le strategie del club rossazzurro. A Trapani si prepara il ricorso al CONI per la penalizzazione, mentre a Siracusa in settimana è previsto l'incontro con il tecnico Turati per avviare la programmazione. Francesco Triolo. L'attenzione è tutta rivolta a mercoledì mattina. Tra meno di 48 ore il Catania non solo presenterà ufficialmente il nuovo direttore generale Alessandro Zarbano e il nuovo direttore sportivo Ivano Pastore, ma svelerà anche il programma per la prossima stagione. Infatti, al di là di conoscere i due volti nuovi dell'organigramma societario, sarà importante il contenuto che riempirà la conferenza stampa. Programmi, budget da spendere sul mercato, possibilità di vendere gli esuberi e interventi per rafforzare la squadra. La vicenda Torre del Grifo, tra asta al rialzo ed eventualmente tempi per rimettere in funzione la struttura, e sarà insomma l'occasione per tracciare una linea e delineare il futuro, che passa anche dalle eventuali conferme. Il club rossazzurro ha presentato un'offerta ad Inglese per il rinnovo del contratto in scadenza a fine mese. Mercoledì intanto scadrà anche la finestra per esercitare il diritto di riscatto per i prestiti che prevedevano l'opzione. Il Catania deve decidere su Del Fabbro e De Paoli, entrambi destinati ai saluti. Si va verso il ritorno di Castellini dal Pisa, Teio dalla Salernitana e D'Andrea dal Cerignola. Pietro Cianci invece resterà alla Ternana. La società umbra ha esercitato l'opzione per tenere con sé il centravanti barese. A Trapani si prepara invece il ricorso al collegio di garanzia del CONI per puntare almeno ad una riduzione della penalizzazione di 8 punti confermata dalla Corte d'Appello federale. Poi si lavorerà sul mercato con la società Granata alla ricerca di almeno 4 rinforzi, a cominciare dalla punta. Uno dei nomi è l'argentino Ferrari, in scadenza col Vicenza, mentre per il centrocampo si pensa a Celeghin del Giuliano. A Siracusa è la settimana decisiva per la programmazione. Il tecnico Marco Turati incontrerà il direttore generale Alessandro Guglielmino per fare il punto. In uscita c'è Maggio, vicino alla Scafatese, Russotto e Sarau sono nel mirino di Gela e Nissa. E vediamo adesso il servizio sulle trattative di calciomercato che riguardano il Palermo. Marco Gullà.
Palermo accelera sul mercato in vista del ritiro di metà luglio in Valle d'Aosta, con l'obiettivo di fornire al tecnico Pippo Inzaghi una base solida da cui partire. Il nome in cima alla lista resta quello di Emi Laudero, portiere che ha espresso il desiderio di ritornare in rosanero dopo l'esperienza della stagione scorsa. Tuttavia, lo scoglio principale resta l'ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione. La dirigenza studia una formula che prevede il prestito oneroso dal Como con diritto di riscatto e stipendio spalmato, ma la trattativa resta complessa anche per la necessità di un accordo con il Como, proprietario ovviamente del cartellino. Molto avanzata anche la trattativa per Palumbo del Modena. Il Palermo ha messo sul piatto un'offerta da 2 milioni di euro complessivi con possibile contropartita tecnica. I canarini hanno chiesto il giovane De Planche, ma il club rosanero non intende perdere il controllo sul cartellino del portiere che ha fatto molto bene con l'Under 21 azzurra. Vicino anche Salvatore Elia, l'esterno attualmente in forza allo Spezia, ha ancora un anno di contratto, ma il ritorno al Palermo si potrebbe concretizzare per una cifra intorno al 1,5 milioni. Sulla fascia sinistra, occhi puntati su Augello, il terzino non rinnoverà con il Cagliari ed è seguito anche dalla Cremonese fresca di promozione in A. Il Palermo lo considera ideale per presidiare stabilmente la corsia mancina. Intanto sul fronte cessioni Aurelio è stato definitivamente ceduto allo Spezia. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, l'informazione torna come sempre alle 14, a tutti una buona giornata.